A mia memoria è la prima volta che abbiamo una manifestazione così importante, che ritengo probabilmente anche giusta contro l'inquinamento, però è l'ennesimo disservizio nei nostri confronti e non solo, questa volta coinvolgo anche il mondo del turismo nostro perché bloccano sicuramente l'affluenza di tutto il mondo della Germania e l'Austria verso le nostre spiagge. Purtroppo l'Austria fa partita un po' a sé perché quando decidono di fare certe manifestazioni o certe iniziative loro partono con una decisione e l'Europa sembra insensibile a fermare queste problematiche. Una manifestazione organizzata da gruppi ambientalisti in territorio austriaco per sabato 30 maggio dalle 11 alle 19 rischia di mettere in ginocchio il traffico a nord-est con l'annunciato blocco del Brennero. E se la protesta punta a richiamare l'attenzione sull'impatto del traffico lungo l'asse alpino, la stessa comporterà la chiusura dell'autostrada A13 e della statale 182 sul lato austriaco tra Schönberg e il valico, con le ripercussioni che interesseranno inevitabilmente anche l'Italia. Già allertate le prefetture venete con un vertice tenutosi in queste ore, ma si temono problemi di vario genere, come spiega il sindaco di Cessalto, paese di snodo della 4 del traffico verso le spiagge. Il nostro tratto potrà essere ulteriormente intasato d'auto per questa motivazione, dato che c'è già il periodo del Pentecoste, quindi i turisti nelle nostre spiagge. C'è la festa della Repubblica, quindi di conseguenza il weekend lungo, e quindi di conseguenza si avranno ulteriori auto nell'autostrada. L'attività comunque si è fatta un'attività preventiva di controllo e quindi staremo ulteriormente sulle strade, noi con la polizia locale per quanto possibile e tutti gli altri enti, in previsione anche del fatto, Dio non voglia, che ci sia un incidente. Una manifestazione che scopre il nervo debole delle infrastrutture e poi ci sarà il fattore caldo. Vanno a incidere su delle persone che stanno lavorando e che non necessariamente devono essere bloccate su un'autostrada con queste temperature, non risolvendo nessun problema, perché l'inquinamento lo sappiamo tutti che è una cosa importante e dobbiamo cercare di modificarla. Però non è così che si risolvono i problemi, bisogna creare infrastrutture, la politica deve essere più veloce e invece in realtà le cose, le infrastrutture sono vecchie e purtroppo la merce gira su gomma perché costa meno del treno e è più veloce nelle consegne.